Bravissimo maestro, complimenti, complimenti veramente con queste musiche dolcissime. Ma ritorniamo all'interruzione che avevamo fatto col dottor Mazzoleni, perché voleva aggiungere qualcos'altro. Volevo spezzare una lancia a favore della medicina del sud Italia. Ecco, diciamo allora. Diciamo che ci sono dei bravi medici, insieme ai pazienti che vengono su, ma vengono su anche tanti medici che sono assolutamente bravi. E quindi è proprio una questione di organizzazione sanitaria e di altre cose che non so. Allora, visto che siamo entrati in argomento, io mi rivolgo al dottor Frezza, perché c'è stata questa presa di posizione da parte proprio del direttore generale Francesco Benazzi in difesa di questo medico, di questo primario che è venuto qui da noi ad operare, e lui ha detto è un bravissimo medico anche se viene dal sud. Attenzione a quello che dite. Cosa vuole aggiungere, dottor Frezza? Ma il collega è peraltro un amico e lo conosco da anni e non posso che condividere quello che dice ovviamente il direttore, il dottor Benazzi, cioè di colleghi che provengono dalle regioni del sud, ma direi da tutta Italia, c'è anche qualche collega che viene dall'estero che lavora con noi, dopo anni di lavoro insieme non c'è che, soprattutto verso il collega, da rivolgere attestazioni di stima, sia umana che professionale. Purtroppo la nostra è una società complessa e quello che è accaduto a Conegliano, che è offensivo verso il professionista e verso le sue origini, lui è calabrese, sicuramente va rigettato e rifiutato con forza, perché noi abbiamo bisogno anche di lavorare in maniera serena. C'è un po', dottor Frezza, un clima un po' teso, nel senso che io mi ricordo, perché l'ospedale di Treviso conosciamo tutto, abbiamo avuto dei primari che venivano dal sud, certo, e tuttora ancora lavorano, però non c'era questo clima di intolleranza che forse si vive di più adesso, c'è un qualcosa che è scattato che non fa bene a nessuno. Ma guardi, l'episodio che è accaduto a Conegliano, almeno dal mio punto di vista, e spero rappresenti e sia un'eccezione, sia nelle frasi utilizzate, sia come dire, nella sua in qualche misura indicazione di provenienza da alcune regioni del sud. Diciamo che la difficoltà che noi abbiamo, al di là di questo episodio singolo, è che c'è in alcuni casi un po' troppa aggressività. Certo. Cioè il paziente, i familiari, forse causa anche nostra, c'è stato un interessante convegno proprio venerdì in ospedale sulla comunicazione, ecco, sulla relazione, cioè legato a una nuova legge del 2017 sul consenso informato. È vero che noi medici, io cerco e mi dedico molto a questo, dobbiamo migliorare nella comunicazione, perché verosimilmente così riduciamo anche l'ansia e l'aggressività del paziente o dei suoi familiari, che in alcuni momenti, pensiamo al pronto soccorso, in alcuni momenti di particolare necessità può anche diventare aggressività, sia verbale che fisica. Certo. Cioè sono aumentate le aggressioni all'interno delle nostre strutture. Ecco, quindi noi, se posso, dalla mia posizione professionale e non ufficiale dell'azienda, ecco, invitare i pazienti ad avere un po' di pazienza. Cioè quando si recano in ospedale, l'ospedale non è, io lo dico ogni tanto, la stazione dei treni dove il treno deve partire all'ora precisa
precisa e la visita deve assolutamente essere fatta in quel momento, purtroppo è un'azienda, è una struttura complessa e quindi quando ci si reca bisogna avere anche un po' di disponibilità. Certo. Poi noi dobbiamo fare la nostra parte, ma posso dire che noi siamo lì per dare il massimo, ma chiediamo anche, questo è un invito che faccio anche grazie alla vostra trasmissione, un po' di disponibilità e talvolta anche di voglia di mettersi in relazione con noi e di condurre assieme di pazienza, diciamo, di sapere aspettare, perché ma anche non voi solo non è di che... pazienza, di ascolto reciproco. Cioè noi dobbiamo sicuramente migliorare l'ascolto verso il paziente, ma anche il paziente deve ascoltare il professionista e invece oggi, qui tocco un altro argomento, attraverso internet, i giornali, la stampa, tutti sanno tutto. Si pensa di venire a fare una visita specialistica avendo già la ricetta in tasca. Ecco, questo noi ormai lo sappiamo, partiamo da lì, cerchiamo di capire che cosa il paziente sa e cosa si aspetterebbe da questa visita o da questo intervento, però poi invito, ecco, i telespettatori a mettersi a disposizione dei medici e dei professionisti, i quali non per volere ingigantire, ma hanno studiato molti anni e hanno delle competenze che mettono a disposizione, però ognuno deve avere un suo ruolo. L'ascolto reciproco, diciamo. Sì, ascolto reciproco e il ruolo di essere pazienti, così come il nostro di essere medici. Grazie, grazie dottor Frezza. Allora noi salutiamo il nostro ospite che è arrivato, nuovo, Simone Bregolin, è un ragazzo disoccupato che lui ha chiesto alla Mirella, ha detto posso venire in trasmissione perché io cerco lavoro. Siccome tutti dicono che noi giovani non abbiamo voglia di fare niente, non abbiamo voglia di fare le trasferte, non abbiamo voglia di lavorare il sabato e la domenica, lui dice io sono qua, chiamatemi. Però prima di passare da Simone Bregolin io vorrei andare da Tiziano Spigarioli, perché con le tradizioni che abbiamo visto, di cui anche abbiamo parlato prima, c'è qualcosa che non torna, nel senso che le associazioni che sono venute ai nostri ospiti dicono siamo poco supportati, non ce la facciamo più, troviamo pochi ragazzi giovani, i genitori portano poco i bambini anche a imparare certe cose da noi, ma soprattutto non abbiamo più fondi per tenerci in piedi. Cosa vuole aggiungere? Beh, che bisogna arrangiarsi. Nel senso che queste associazioni nascono, poi non so se erano, che tipo di associazioni fossero a salvaguardia delle tradizioni, eccetera. Gruppi folcloristici in generale. Beh, allora quelli hanno bisogno di costumi, di trasferte, di cose, eccetera, e qui e lì ovviamente devono avere un sostegno da parte delle amministrazioni che vogliono continuare, diciamo, fra virgolette, questo gioco e quindi insomma lì hanno ragione. Per il resto le associazioni come la mia, come tante altre, beh, si sostengono da sole perché nascono sotto il profilo del volontariato e se vogliono fare qualcosa si arrangiano. Io vedo che lei ha in mano qualcosa, Spigarioli, che cos'è? Cosa tiene in mano? Sì, questo è il More Veneto, da Mor Moris, di uso antico, è il vecchio calendario, sono già 5 anni che usciamo con questo calendario, della Repubblica Serenissima di Venezia, dove l'anno, a proposito di tradizioni, cominciava il mese di marzo, da cui il battimarzo, cioè l'annuncio della primavera, di tutte queste cose, della rinascita della natura e quindi del ciclo, diciamo, naturale del coso, quindi dell'anno, della vita, eccetera, eccetera. Da questo calendario, ma non solo, si può evincere come e perché il mese di settembre si chiama settembre, perché è il 7° mese, ottobre l'8° mese, contando dal mese di marzo, eccetera, eccetera. Possiamo anche sfogliarlo, lo apre che vediamo che così anche qualche immagine di questo calendario. Diciamo esce con una cosa
bellissima, il testamento di Ippocrate, l'anno scorso, qualche secolo fa, dove dice: lasciate che il cibo sia la vostra medicina e che la vostra medicina sia il cibo. Quello buono però. Ora qui si potrebbe aprire un dibattito infinito che potrebbe durare qualche anno, perché sappiamo oggi il cibo che cos'è, certo cibo come viene veicolato soprattutto sul cervello delle persone, come la ricerca di una genuinità di cibo sia difficile. Sono riusciti così bene a non far più capire qual è il cibo che conta e la qualità del cibo, che ormai alla gente puoi vendere, con tutto il rispetto per tutte le persone, ma stanno vendendo di tutto. Tempo fa ho invitato un amico che era una vita che mi diceva: perché io ho i miei polli non hanno recinto, i miei polli si chiamano fagiani, sono naturali, nascono da soli ovviamente, e quindi in libertà assoluta. Dice: ma tu mi farai assaggiare, decanti sempre sta cosa? Dico: vabbè, una sera ti invito, ti preparo 2 fagiani. Dico che sono quelli che quando di solito maschio e fagiano, quando si involge si fa sentire, questi vanno via muti, perché sono nati non in cattività, e quindi sanno perfettamente che anche questo richiamo può essere funzionale alla loro identificazione. No? In pratica grande festa eccetera, e questo amico poi alla fine vedo nel piatto che ha 3/4 di fagiano della sua porzione, non l'ha mangiato. Dico: come mai non avevi fame? Dico: stasera non ti piaceva? Dice: ma ha voluto le cosce. Notoriamente le cosce degli animali selvatici sono piene di filamenti, di cose, perché è chiaro, no? Dice: no, ma sono duri, ma sono qua, ma sono là, ma sono... Dico: prossima volta, dico, pollo già cotto, 4,5 €, nessun problema. Sei contento. E ti sia a posto, perché non hai più neanche, hai perso il senso, diciamo, di quello che... Il cibo buono. Ecco, questo si definisce un gastronauta, perché lui fa dei weekend in giro per l'Italia, eccetera, eccetera, alla ricerca di cose particolari, figuremmoci che altri, insomma. Forse che conviene guardare quel piatto meraviglioso che abbiamo visto cotto con le pietre, che forse capisce qualcosa in più. Simone, allora, dopo aver sentito, tu eri qui, anche se non eri seduto, ma stavi ascoltando in prima fila, cosa vuoi dire? Il lavoro che manca. Allora, questi imprenditori dicono: noi non troviamo ragazzi, non troviamo professionisti. Se un ragazzo è difficile sia un professionista, però vuole imparare i ragazzi. Cosa ti senti di dire, Simone? Beh, è logico che capisco anche gli imprenditori, perché comunque anche loro devono guardare i propri interessi e quindi cercano logicamente delle figure già formate professionalmente. Però, insomma, dovrebbero secondo me anche essere più malleabili per quanto riguarda anche la formazione delle persone, cioè cercare anche di magari prendere qualcuno anche per formarlo, perché è difficile trovare una persona che esce, cioè la trovi già formata e che sia in grado al 100% di svolgere la mansione. E quindi questo magari posso chiedere. Che scuola hai fatto tu, Simone? Io ho fatto l'alberghiero, però dopo non ho seguito quel lavoro lì, perché diciamo appena finito ho trovato subito lavoro in una fabbrica, e quindi quello che ho trovato, insomma, ho fatto. Sei andato, ecco, vedi? Sì, anche perché non sentivo proprio un lavoro mio, quello del settore alberghiero. Però è stata una roba naturale, insomma, che appena Cosa finito. facevi allora in questa fabbrica? Questa fabbrica facevo praticamente imballaggio e assemblaggio di articoli per la casa. Ho capito, perciò adesso tu cercheresti anche come magazziniere, diciamo? Un magazziniere non l'ho mai fatto. Però vorresti magari anche impararlo?
se ti offrono un lavoro di magazziniere andresti a farlo? Ma qualsiasi cosa, perché Ecco, comunque... sentite, no, sì, perché qua c'è il problema che dicono che non è vero, che voi volete fare quello che volete fare, con gli orari che volete dare voi, sabato e domenica non ne parliamo. Tu cosa vuoi rispondere a queste persone? Beh, adesso vedo che soprattutto sabato e domenica, soprattutto nella grande distribuzione, c'è tanta richiesta per quanto riguarda... ci sono tanti giovani. I weekend, tanti giovani, soprattutto giovani, vedo che vengono assunti anche nella grande distribuzione, supermercati, negozi. È vero? E comunque vengono pagati anche meno, so, e quindi dopo anche quando il cliente va a acquistare, anche un giovane magari anche fa più bella impressione rispetto magari se prendi una persona di mezza età, voglio dire. C'è questa usanza che se vai nei negozi vedi che spesso ci sono dei giovani. No, ci sono solo giovani Sì. ormai, perché in effetti vediamo che quando tu entri nei negozi, specialmente diciamo anche quelli grossi, sono tutti giovani. Io inizio a avere anche la mia età perché ho 36 anni, Caro. quindi... Diversamente è vecchio lui, no diversamente giovane, lui è diversamente vecchio. Quindi forse anche per questo magari ho delle possibilità in Ma meno. sei rassegnato, sei deluso dall'andazzo che ha questo sistema lavorativo? Secondo te cos'è che non funziona? Ma penso che comunque lo Stato dovrebbe essere più vicino ai lavoratori, anche, adesso vediamo anche i centri per l'impiego, non funziona niente. Bisognerebbe che la persona quando è senza lavoro, senza fonte di sussistenza, che lo Stato intervenisse, invece le persone sono abbandonate a loro stesse, cioè chi non ha l'amico dell'amico, chi non ha qualche santo in paradiso. Che fa parte di qualche cerchio magico, dici? Qualche conoscenza, oppure magari anche... Ma tu ti dai da fare, porti i curriculum in giro, guardi su internet, Certo, quindi bisogna andare su internet e trovi lavoro, è vero? Ho provato poi tutto perché sono andato per le agenzie, mi dicono devi andare in rete e Non hai risposto. la maggior parte delle volte neanche ti rispondono. Cioè quello che fai emergere tu, e io lo so, lo dico spessissime volte, non c'è questa domanda-offerta. Cioè io vedo tanti imprenditori, anche l'altro giorno, poi a Sveglia Veneti ne abbiamo parlato, un imprenditore è andato su un giornale, anche nostro, quotidiano nostro, ha detto io non trovo operai, i ragazzi non hanno voglia di fare niente, io li pago anche bene, non li trovo. Il giorno dopo 3.000 richieste ha avuto, 3.000. Allora, o è lui che non si era dato da fare in maniera giusta, oppure i conti non tornano, perché se prima mi dice che non trova nessuno e poi arrivano 3.000 richieste di lavoro, vuol dire che qualcosa, come dici tu, non funziona. Cosa dici, Tiziano? Aveva voglia di venire a Rete Veneta. No, aveva fatto un articolo sul giornale, perché veramente a questo punto sperando che potesse venire anche qua. Se no... No, perché veramente fanno veramente pena questi ragazzi che poi io al giovedì vi ascolto, perché dicono Mirella, ma che messaggio sta passando? Sembra che non abbiamo voglia di far niente, invece loro ci dicono vai a lavorare ma dammi il lavoro che io ci vado, perché non è vero che gira proprio così. Ieri un'altra imprenditrice, io vorrei vedere i curricula che ha questa imprenditrice, Sì, perché mi sembra strano anche... che non abbia nessuno che vuole fare questo lavoro. Cioè, vedo che il centro per l'impiego, che l'ho frequentato, vedo che non funziona, perché la gente va lì, però funziona come un ufficio per le carte, però non è che effettivamente svolga la sua funzione di trovare un lavoro, neanche ti chiamano più, una volta almeno qualche telefonata la ricevevi, adesso poi ti dicono guarda noi non chiamiamo, te lo dicono già gli impiegati loro, guarda che qua non si trova niente, devi andare in rete. Avete sentito cosa dice Simone? Chi è massa da fare? Posso dire una cosa? Prego. Allora, io credo che per la questione del lavoro non debba essere in uno Stato civile una questione fra privati, cioè fra chi cerca lavoro e chi dà lavoro, ma in uno Stato civile che si rispetta lo Stato deve fare assolutamente la sua parte. Il diritto al lavoro, il diritto alla casa. C'è nella Costituzione. Direi che, Perciò. ecco, allora si parla tanto oggi di questo reddito di cittadinanza. Bene, adesso non mi ricordo perché io ho tanti anni, la memoria ogni tanto parte, ma parliamo di 40 anni fa circa, un emerito professore napoletano alla Sorbona di Parigi aveva posto questo problema e aveva inventato il movimento delle tute bianche,
cioè di coloro che erano senza lavoro. Quindi operai in tutta senza lavoro, per cui bianche da distinguersi dalle tute blu dei metalmeccanici. E questo professore portava appunto questa problematica. Lo Stato deve fare qualcosa per garantire il diritto al lavoro, così come l'edilizia pubblica per garantire un diritto alla casa. Certo. Il reddito di cittadinanza che lo Stato viene a dare è il fallimento di uno Stato sociale, perché dà questo sostegno, ben venga, ma lo dà perché ha fallito nella prima parte, cioè non è riuscito a garantire o a fare qualcosa per garantire il lavoro alle persone. Bene, allora con queste parole ti interrompiamo un momento perché dobbiamo far vedere i filmati e adesso, visto che abbiamo parlato tanto di bambini, andiamo a vedere quanto bravi sono i nostri bambini. Prego. Un vecchio pescatore del Medisea, che ai tempi dei suoi nonni e suoi stranonni driassi tanti pareti che viveva. Un po' sta fatta una recita con i bambini della nostra scuola San Giovanni Bosco in dialetto sui lavori che era una volta, praticamente sta sviluppando un'attività sui lavori, per dire che il marangon, il fagname, e che aveva un'attività sua, che mi vestio con i scartosi che era una volta Giuseppe e Maria e il bambino Gesù. Alla bandiera, anche, che aveva un issioio con la pompa, era anche qui rappresentata, dopo che era la terra col caretin, e dopo c'è una grande, una piccola e una media, che Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Su queste natività, anche che ne era di altre, è stato create poesie in dialetto, in rima, e tutti quanti i bambini le recitare un quartina per uomo e fate. Ma coi italiani, se montai sul scaglio, tra maresene, asini e palù, niente fa prima restar compagno. È stato emozionante sentire i bambini utilizzare dei termini dialettali che ormai stiamo perdendo. Sicuramente sì, perché ormai siamo abituati a sentire tutti i bambini che parlano italiano e solo italiano, e quindi nel sentire il dialetto, ma soprattutto certi termini dialettali che io stesso è da tempo che non sentivo più, perché ormai il mondo d'oggi non ti porta più a dialogare in una certa maniera, e sentire certi termini è stato piacevolissimo veramente. Cobartuei, risali, ebayansoni, traturi, nasse, fossine e schirai, ciapando, penche, lussi, trute e squai. Anche questo è un modo per fare integrazione tra le varie culture. Sicuramente sì, perché l'integrazione, se dobbiamo considerarla tale che anche i bambini che vengono da altri paesi si devono integrare, ma si deve integrare anche nel conoscere il dialetto di una volta, è cultura locale, cultura di questo popolo di un tempo. Le varie stare, tutte sarai su, papà insieme solo pochi fiori, potrà pescare tra le canne e i cuori. Questo istituto noi avevamo anche dei componenti che partivano da qua e adesso ci diventiamo anche grandi, adulti, e quindi imparare anche da piccoli bai, canti che noi periodicamente insegniamo. Sto anno che abbiamo su proporre proprio gli attrezzi, e con chi attrezzi hai fatto l'attività, con i vari mestieri che erano in uso da noi altri. E si è vista una bella integrazione, perché oltre che a fare il lavoro ha fatto anche la gadita in dialetto, praticamente come una poesia, e questo sta benissimo, perché non sei tutti quanti da Caniciano, non sei tutti quanti da Treviso, ma che ne sei anche dappertutto d'Italia, addirittura anche un cinese che parla il nostro dialetto. Quindi secondo me sta anche una integrazione, il nostro dialetto che anche integrare, anche la nostra formula che ha integrato tutti quanti i bambini, e questa è una bella roba. C'è dentro qua, e dentro si immaginava tutto dentro, gli fuori i grani per avanti, grani pronti per le galline. Questo era il bestiario che sgrana panoce. È importante partire dai bambini
per far conoscere la cultura locale e per far riscoprire il dialetto. Ma senz'altro sì, questo che sta la dimostrazione che vedendo i bambini che ha entusiasmo a dire robe in dialetto, quindi è una lingua e dice ai bambini dell'asilo della nostra scuola d'infanzia, quindi è una lingua che bisogna perseguire e è una roba che bisogna che insegniamo, perché tante definizioni in dialetto non si accompagnano di italiano, che è genuine, è una nostra prerogativa questa, secondo me è una roba da continuare. Tiziano Spigariol, sintetico, dialetto o lingua veneta questa? Come si chiama? Ma, è difficile chiamarla lingua. Lingua è un artifizio, una mescolanza o un'unione di più termini, perché sotto ogni campanile abbiamo dei termini diversi, abbiamo dei vocaboli diversi, eccetera. Quindi io sono sempre stato un po' scettico nel proporre, nel parlare di lingua veneta. Direi invece che si incominciasse ad insegnare, lo possono fare i nonni questo, perché nostra colpa ai nostri figli forse si è parlato poco in dialetto, quindi i nonni sono gli ultimi depositari di questo gergale, di questo dire, essendo adesso volevo tradirmi, dire essendo veneti, e invece no, essendo del Consiglio, essendo del Coso, essendo del quartiere del Destra Piave, Piave, sinistra Piave. Ecco, questo è Sentiamo anche il nostro maestro, che è anche un insegnante di sostegno, Davide Furlanetto. Cosa dici su questo dialetto? A scuola si sente ancora? Come viene percepito? E per lei, maestro, è un dialetto o una lingua veneta? No, anch'io sono d'accordo nel non definirlo lingua. E è vero, come si diceva prima, che i bambini non parlano assolutamente più il dialetto e che spesso anche non lo capiscono. E tra l'altro il dialetto nostro contiene anche dei dittonghi, pensiamo a gondola o fasiolo, che sono dei modi di esprimere le vocali che non ci sono in lingua italiana, e quindi perdendo il dialetto perdono anche delle abilità, secondo me. Perciò bisogna continuare con la lingua italiana. Continuare con la lingua italiana, ma però rendere noto anche il dialetto ai ragazzi. Due. Sì, secondo me sì. E la scuola può fare qualcosa, secondo lei, per migliorare appunto questa nostra usanza, tradizione del credo dialetto? Poco la scuola, perché il dialetto ha bisogno anche di consuetudine e quindi è più in casa che magari c'è più tempo per far sentire il dialetto. A scuola non ci sarebbe poco tempo, secondo me. Sentiamo il dottor Frezza cosa dice. Ma, se è necessario perseguire l'uso del dialetto, mi coglie un po' impreparato. Meglio così, no, dottore? Così viene una risposta oggettivamente direi che sicuramente un ragazzo d'oggi deve conoscere bene la lingua italiana e devo dire che conoscere bene anche l'inglese. Perché noi siamo in una società che ormai non ha più confini. Però l'ho detto proprio a mia figlia che studia a Milano e ha 19 anni e credo abbia una sua utilità, proprio domenica, anzi sabato. È importante mantenere solide le proprie radici, intese come riferimento con la propria famiglia e il territorio in cui si è cresciuti. Allora, in questa logica credo che sia importante anche mantenere vivo il dialetto in alcune sue forme, modalità,
perché così come la cucina, le abitudini, le tradizioni fanno parte di queste radici. Lei, dottore, parla il dialetto qualche volta? Beh, con alcuni pazienti sì. Sì. L'ho proprio fatto di recente con un paziente che conosco da tantissimi anni e di cui ho fatto anche una bella registrazione e gli ho parlato in dialetto. E l'approccio con queste persone che parlano il dialetto è buono? È certo che è buono, perché in questi ambiti, in questi particolari momenti ti avvicini di più all'altra persona. Si sente più a proprio agio. Quindi se lei mi chiede se parlo spesso il dialetto, le devo dire sinceramente no. No, però in lo occasione. so parlare, in alcuni momenti credo sia importante, assolutamente importante conoscerlo, e per noi nel nostro lavoro anche utilizzarlo in alcuni momenti. Adesso andiamo dal dottor Mazzoleni, sentiamo cosa dice. Io penso che, prima di tutto, che noi deriviamo dalla Repubblica Veneta e quindi quella era lingua veneta. Che dopo si sia sminuzzata in vari dialetti può essere anche vero. Però per lei è una lingua. È lingua veneta di origine. E cioè, ma lui è cittadino di Mogliano, io sono contadino di Zero Branco e quindi... Dottor Frenza, questo arrivava a lei, arrivava a lei. Quindi io parlo frequentemente di dialetto. Ecco, per lei, dottor Mazzoleni, il dialetto è una lingua, non è un dialetto, è una lingua veneta. E quando vengono pazienti dai miei paesi, dalle mie parti, io parlo dialetto. Ed è anche molto dolce, molto bella il nostro... Poi ci sono delle diversità fra i vari campanili, che caspita, sono bellissime, sono bellissime. Il veneziano è una cosa meravigliosa. È vero, è vero. Beh, basta ricordarsi le famose le performance che faceva Tino Baseggio, era una roba incredibile, queste commedie veneziane meravigliose, che non le vedrebbe un'altra volta con piacere. E Gino Cavalieri. E Gino Cavalieri, perché ne abbiamo veramente di veneti. Andiamo adesso con il prossimo servizio. Molti sono i personaggi che servono per fare regali ai bambini: la Befana, Santa Lucia, Babbo Natale, Gesù Bambino. In Spagna invece è di pragmatica la cavalcata de los Reyes Magos, i Re Magi, che arrivano in ogni villaggio. Qui siamo in un villaggio dell'Aragona e stanno per arrivare seguiti dai bambini e stanno dispensando caramelle e i bambini le raccolgono. I magi entrano anticipati dalla musica e dai petardi, percorrono tutto il paese distribuendo caramelle, arrivano in chiesa seguiti da tutta la popolazione, parlano ai bambini e poi ripartono per ripartire i giocattoli e i doni già previsti e richiesti dalle varie letterine.
Queste sono le immagini che ci ha portato il nostro Leopoldo Botero da Zaidín, Aragona, Spagna, per vedere questa tradizione che loro hanno con i re magi. I re magi portano questi regali ai bambini, le letterine, perciò tutto il mondo è paese. Mi pare che arrivassero i cari mascherati più che i re magi, però loro la vivono con queste meravigliose anche testimonianze di persone che anche qua si danno da fare per migliorare questa vita dei bambini e far ricordare che Natale arriva dappertutto. E dove va lei? Arriva il Natale? Il Natale solo nella missione. Nella missione solo. Pochi regali, pochi doni, pochi bambini, perciò per loro i giocattoli sono Quello che mi è piaciuto notare è che c'erano bambini, è proprio la nostra capacità veneta di fare queste feste con i bambini, a cui potrebbero anche partecipare i bambini di altre. Certo. E i bambini non avrebbero niente da dire. Sì, anzi, tra di loro si capiscono benissimo. Questa è la tradizione nostra. Sì, è vero, l'accoglienza è una cosa. Per esempio, queste cose qua. Perché devi non togliere questo spettacolo ai bambini? Per cosa? Non lo facciamo mica per offendere, lo fanno per gioire insieme. Allora, visto che il dottore ha parlato di tutti i bambini, noi al Banco Solidale abbiamo tutti i bambini del mondo, andiamo a vedere il nostro Banco Solidale. Come promesso, oggi al Banco Solidale agli anziani diamo la calza, il caffè che è arrivato tantissimo, guardate, e anche gli omogenizzati. Questo è quello che diamo agli anziani in genere, perché appunto avendo problemi di masticazione la carne è sempre anche molto poca, perciò cerchiamo di alimentarli anche bene, perciò vedete che i prodotti vengono veramente dati. Grazie. Cosa vuoi dire? Che chi che non ha il pane non ha i denti, chi che ha i denti non ha il pane. Ringraziare molto il Banco Solidale qua e Rete Veneta. Adesso, come vedete, stiamo consegnando le biciclette, non sono nuovissime, però un nostro ascoltatore vicino a Venezia ce le ha messe a posto e mandate. Adesso stiamo consegnando perché le biciclette vanno sempre a ruba, le abbiamo già date, adesso c'è anche qui un nostro amico, ecco questa è la bicicletta. Grazie. Sì. Cosa vuoi dire? Ringrazio il Signore che ce l'ha data e ringrazio voi che me la consegnate, che per muoversi in città è perfetta. Questi buonissimi dolciumi, panettoni, pandoro, guardate cosa cioccolato. Ringraziamo tantissimo Sandra, guardate dentro ha messo di tutto, guardate, mandorlato, ecco, tantissimo grazie Sandra, veramente, anche il caffè, guardate, veramente grazie Sandra. Questi sono i pacchetti dono di Genson che oggi li distribuiamo alla nostra Alessandra quando arriverà, e questo è l'assegno che noi appenderemo appunto dell'amministrazione di Castelfranco, di questo concerto meraviglioso di Capodanno, tutto ricavato appunto è andato ai Veneti schiacciati dalla crisi, e ringraziamo, di euro 3.300. Questi sono altri giochi per i bambini che purtroppo domenica non sono riusciti a venire, alcuni li porteremo a casa noi assieme alla calza perché poveretti non avevano questa possibilità domenica, però i giochi come vedete ci sono. Questo è il bellissimo radicchio trevigiano, guardate che bello, di Scomparin, che anche ieri sera è venuto a portarselo, guardate che meraviglia.
Adesso vi facciamo vedere la lavatrice che verrà consegnata, che Luigina ha chiamato e siamo andati a prenderla, e anche il frigorifero, guardate, è nuovo anche questo. Non facciamo sempre queste consegne, ma nelle emergenze facciamo anche questo, perciò io ringrazio tantissimo la grande famiglia di Rete Veneta che continua ad aiutare queste persone, questi anziani, che senza forse questa famiglia non respirerebbero così bene. Grazie. E allora, visto che ho anche il battimano, andiamo a vedere l'assegno. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Marghera e stiamo per incontrare una persona che voi avete già conosciuta, che era venuta da noi a chiedere aiuto. Ha una casa, è stata data a lui una casa e noi siamo venuti ad aiutarlo. Andiamo a vedere. Eccolo qua, ciao, ciao Massimo, ciao, ciao, tutto bene? Sì. Sei contento? Allora finalmente è arrivata la casa? Certo, era finalmente un po' di tranquillità adesso. Cosa vuol dire avere un tetto? Perché tu non avevi un tetto, dormivi su un camping? Esatto, meno male che è venuta una buona notizia. Allora, oltre a questa buona notizia, adesso ti faccio vedere che buona notizia c'è. Sorpresona! E come vedi è arrivato il frigorifero e anche la lavatrice, guarda, e anche la borsa della spesa. Sei contento? Vedi cosa vuol dire avere la grande famiglia che ti protegge? Ecco, siamo entrati in casa di Massimo, dalle scale ho preso paura, però all'interno devo dire la verità che si presenta abbastanza bene. Queste sono case che vengono assegnate alle persone come Massimo che appunto sono in forte difficoltà, mancano i lampadari, adesso lui deve fare gli allacciamenti, penso, giusto? Allora, questa è la borsa che ti abbiamo portato, lo scatolone, così per un pezzo sei a posto. Allora, questo è l'assegno massimo della grande famiglia di Rete Veneta, perché oltre alla casa adesso bisogna fare gli allacciamenti, hai delle spese da sostenere, questo assegno verrà monitorato, tutti gli scontrini che spenderai dovranno essere portati alla signora Silvana Tosi, che fino adesso ti ha aiutato, perciò sarà monitorato tutto quanto, in attesa che tu ti metta a posto anche con l'appartamento. Cosa vuoi dire? No, io vorrei ringraziare intanto Rete Veneta che mi ha fatto questo assegno e speriamo che quest'anno vada meglio per tutto questo che devo fare. Ripetiamo, tu eri senza lavoro, senza casa, senza niente, dormivi su un camping, grazie anche perché bisogna dirlo a Silvana Tosi che ti ha aiutato in un periodo difficile, finalmente è arrivata la casa. Certo, e anche devo aprire tutte le utenze e più anche devo comprarmi altre roba perché mi serve altri mobili, lampadari, le aperture e anche un sostegno che mi hanno dato tutta la gente. E allora la Silvana Tosi tanto la ringrazio moltissimo, se non c'era lei se non c'era lei ero per la strada, veramente. È l'unica che mi ha dato veramente una mano, è stata sempre in compagnia con me e mi ha assistito al 100%. Bisogna dirlo perché quello che è di Cesare è giusto dare i premi anche a chi se li merita. Allora mi raccomando Massimo, io verrò a controllare, devi fare le pulizie, deve essere tenuto bene e adesso vediamo che se riusciamo a trovare anche qualche lavoretto, qualcosa, magari. Grazie alla Silvana che si darà da fare. Io vi ringrazio tantissimo, grande famiglia, avete visto che anche questa settimana
i vostri soldi sono andati, speriamo, a buon fine per aiutare Massimo a rimettersi in piedi. Ce la farà, noi ci proviamo, sta a lui la buona volontà. Ciao, grazie, al prossimo assegno. Grazie a questa grandissima famiglia che veramente ci accompagna in questo viaggio che non finisce mai per aiutare queste persone che hanno avuto solo la sfortuna di nascere in un momento terribile, ma però si è portato perché per loro c'è veramente stato un disastro totale, nel senso che non riescono a trovare lavoro. Non trovando lavoro non riescono ad avere una casa per pagare l'affitto e voi vedete cosa si riesce a fare con un po' di buona volontà. Allora io mi rivolgo a te, giovane, un po' diciamo così anche avvilito, vedendo invece queste immagini, cosa ti viene da dire? Sicuramente Rete Veneta fa un grande lavoro anche per le persone che hanno bisogno, spero che... Lancia l'appello, cosa vuoi chiedere? Spero che possa nascere un'opportunità di lavoro anche per me, se qualche imprenditore, magari anche un posto pubblico, perché non nascondo specialmente a quelli che hanno scritto sui giornali, ecco, lui è qua, sì. Se volete qualcuno che ha voglia anche di insegnare, che lui vuole anche imparare, se non riesce a fare un determinato lavoro, perciò siamo aperti a tutto, è vero? Sei disposto anche a trasferirti? Beh, vedendo che qui nella zona non ho trovato niente tutto questo tempo, sicuramente prendo in considerazione anche l'idea di spostare. Tanto che sia chiaro questo discorso. Dottor Mazzoleni, cosa vuole dire? Manca poco tempo, ormai stiamo chiudendo perché ormai la puntata è andata, cosa vuole aggiungere, cosa vuole dire? Ma che a proposito di questo discorso per il giovane nostro amico... Dei giovani che non trovano lavoro. Che non trovano lavoro. Io credo che nel carattere dei veneti i giovani siano disposti a qualsiasi tipo di lavoro, anche più umili. Certo. Che vengono di solito distribuiti ad altre persone di altre origini, di altre provenienze, e quindi io direi che loro dovrebbero essere i primi ad essere aiutati. E soprattutto se vogliono imparare, insegnare a fare un mestiere che loro non conoscono. Anche i lavori umili di una volta adesso si sono modernizzati, non è più... quindi... Una volta c'era chi dava a raccogliere le foglie per terra, le raccoglieva, adesso hanno le macchine, hanno i guanti, quindi nessuno lavoro, vero? Sì. Ecco. Dottor Frezza, lei cosa vuole dire a questi giovani? Al nostro amico mi pare che stia esprimendo tutta la voglia di fare, e quindi chi ha la disponibilità tra i telespettatori, se ha un'impresa, un'opportunità, chiaramente di mettergliela a disposizione. Ha toccato e avete toccato il tema della formazione, è chiaro che rispetto ad una volta oggi iniziare un lavoro sapendolo già fare direi che è pressoché impossibile. Quindi forse immaginare che un imprenditore possa, il ragazzo io l'ho conosciuto oggi ma mi ha dato un'ottima impressione, aprire questa disponibilità e magari offrirgli un periodo di 6 mesi, un anno, al limite anche con delle modalità di salario un po' ridotte, ma in una fase in cui uno impari un lavoro, diventa il modo per poi avere sicuramente una collaborazione a vita di un ragazzo qui del nostro territorio a cui, come diceva Mazzoleni, è giusto sicuramente dare un'opportunità o più di un'opportunità. Grazie dottor Frezza. Tiziano, cosa vuoi dire tu? Volevo dire 3 piccole cose. Sì. Allora, la prima per quanto riguarda Simone, dai una mano, fai a lavorare. La seconda per quanto riguarda la tradizione, il tabarro forse è il capo simbolo della tradizione, e la terza cosa, se mi fate finire, con una poesia dialettale. Certo. Allora, è la storia semplicissima di un cane da caccia, femmina, che si chiamava Alba. In trovare un can d'imboià schifoso, e il pelo, la cua, l'occhio zaio matesso, a baularghe al vento solo perché il soffia, a remenarti a cua, ma star distante passi, e la difficoltà del scioppo, che quando sbara e trema, se non si scondeva scampa maia.
quando è a Gabon a mola, alle tutta attenta, alla me pas ciantiso, la cerca, la guarda e la ricerca ancora finché affaiana sola e mi guardarla e dirghe Zola, Zola, che sol così la si introva, anche se il vento la sbaglierà e poi ancora. Chissà quanti che la capia. È il problema, mi pare, che anche il dottor Frezza all'inizio guardava un po' attento alle parole perché non sono tanto facili da capire. Chissà quanti bambini hanno capito la tua poesia. E qua è il problema, perché una volta c'era il nonno che adesso il bambino chiedeva spiegami la poesia e te la spiegava. Ma ormai i nonni nelle case non ci sono più, Tiziano, pochi nonni, purtroppo dico io, perché erano quella lampada sempre accesa che tu trovavi una risposta anche ai tuoi problemi, nei momenti difficili c'era questo nonno, questi volti meravigliosi, che questo veramente è stato un delitto non averli più. Case piccole e posto poco. Forse bisogna guardare un po' indietro per andare molto avanti. Fare qualche passo indietro, dici tu, Tiziano. Questa è una bellissima poesia. Io ti prego di ripetere la prima fase. Mi, dottor, e sì che io parlo il dialetto, non ho capito. Riparti. È semplicissimo, dice introvar. Introvar. Che deriva da troso, cioè dal passaggio, no? Dai. Condurla verso. Spieghiamo anche un po'. Introvar en can d'un boia schifoso. Boia schifoso è una esclamazione, una cosa. Boia? Boia? Boias schifo. Modo di dire. Boia di un coso. Era questo che non mi era. Boias. Avevo visto giusto che non capisse niente. No, il dottor Mazzoleni aveva capito, lui l'aveva capito. Da sta parte qua aveva difficoltà a partire con la poesia. È un attesso, perché il cane che ha l'occhio giallo è un po' così, no? Prego, dottor Frezza. Intanto complimenti, sicuramente il tema dialetto e origini mi pare che siamo riusciti in qualche modo a rafforzarlo e a considerarlo importante. Invece un complimento a Rete Veneta, perché ho colto nella trasmissione dell'amico di Marghera che state aiutando, così come avete cercato e speriamo di esserci riusciti di trasferirvi il nostro impegno in Mongolia, che abbiamo tutti questo sentire comune. Magari noi come medici, ma non solo, siamo un esempio di tanti. Ecco, credo che questo arricchisca il Veneto, e l'abbiamo visto purtroppo di recente con le inondazioni e con a Belluno, con questo vento terribile. E qui sì, mi sento di dire, avendo ancora un po' di anni di lavoro, che dobbiamo assieme spenderci per dare agli altri. Ecco, ognuno, voi con la televisione, l'amico nei suoi modi, noi nei nostri, speriamo domani anche te, dopo che hai trovato lavoro, a offrire un po' del tempo per gli altri. Ecco, questo è veramente un grazie a Rete Veneta. Allora io ringrazio i nostri ospiti, veramente grazie, poi passo la parola al nostro maestro che chiuderà questa puntata con quale musica? Abbiamo parlato di tradizioni, quindi facciamo un pezzo di origine popolare veneta. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vedremo la prossima settimana, il prossimo lunedì. Veneti Schiacciati, ciao! Ciao, buona serata, a lunedì prossimo, ciao!